recluterà in Sud America tra gli discendenti dei veneti emigrati in Argentina e Brasile, favorendo l'inserimento sociale e il reperimento di un'abitazione. Parte dall'uso del Dolomiti il progetto pilota avviato dalla Regione. Resta in carcere il 52enne di Verona che ha ucciso l'anziana madre malata in casa. È stata lei a chiedermelo, soffriva troppo, ha detto l'uomo. Il suo legale valuta la perizia psichiatrica. Paura in centro a Treviso, una quarantenne in completo stato confusionale si barrica in casa. Intervento tempestivo delle forze dell'ordine, del sindaco e del vice sindaco che hanno provato a calmarla evitando gesti estremi. Bimbo di 5 anni si sente male in mare davanti al suo camping a Bibione. Il piccolo soccorso dei bagnini è salvato dall'annegamento ma resta grave in ospedale. Bimba chiusa in auto salvata da 3 agenti della polizia penitenziaria. È accaduto a Padova ieri pomeriggio. Gli agenti erano fuori servizio e sono stati allertati dalla richiesta di aiuto della mamma. 2 assalti dei ladri in poco più di una settimana per una famiglia di Spine. Esasperati, banditi in azione immortalati nel video delle telecamere tornano e rubano anche le chiavi della nuova serratura. Guerra nel Golfo, il racconto dell'imprenditore orafo bassanese Giancarlo Carol scappato dal Bahrain sotto le bombe degli iraniani. Giancarlo Gentilini avrebbe compiuto oggi 97 anni. Nel ristorante diventato il suo quartier generale, un brindisi in omaggio allo sceriffo di Treviso. Un giro a Venezia in gondola omaggiando Madonna e la sua Like a Virgin. Virale il video su Instagram della cantante e attrice Jennifer Lopez in laguna. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque, reclutare infermieri e studenti in infermieristica in Sud America, tra quelli che sono i discendenti dei veneti emigrati in Argentina e Brasile del Sud, per inserirli in ospedali e strutture sanitarie del territorio, favorendo anche il loro inserimento sociale e il reperimento di un'abitazione. Presentato a Belluno il progetto pilota avviato dalla Regione nell'ambito dell'ULSS 1 Dolomiti. Questo progetto vuole andare a recuperare figure infermieristiche all'estero, nelle comunità ad esempio di veneti che si sono trasferiti in Argentina piuttosto che nel sud del Brasile. Parte dall'ULSS 1 Dolomiti il progetto regionale di reclutamento di nuovi infermieri all'estero. Se è notizia di questi giorni l'ormai superata emergenza medici, vedasi quelli di base, altrettanto non si può dire per gli infermieri. La Regione ha individuato nel bellunese il contesto adatto per avviare la prima sperimentazione per attrarre nel territorio sia professionisti già formati che studenti. Non un caso indirizzarsi verso paesi in cui l'emigrazione veneta e bellunese è stata significativa. Il rientro nella terra d'origine, accompagnato da un articolato percorso di formazione, può risultare attrattivo sia in termini economici che sociali, come pure è più alta la probabilità di conoscenza della lingua italiana. Reti associative e istituzionali che curano da sempre i legami con quei territori possono infine rivelarsi molto utili. C'è una carenza di infermieri importantissima, carenza di infermieri che è a livello europeo, nazionale e regionale, e naturalmente con il DM77, con i nuovi modelli di medicina territoriale, la figura infermieristica diventa la spina dorsale del sistema stesso, quindi è importante reintegrare con le figure infermieristiche il sistema sanitario regionale. Da qui il progetto pilota in sinergia con Prefettura, Università di Padova, Ordine degli Infermieri, BIM, ATER e Associazione Bellunesi nel Mondo. Abbiamo la possibilità di costruire un metodo con cui ingaggiare questo nuovo personale, nella fattispecie infermieristico, ma evidentemente anche per il resto della comunità professionale, quindi assolutamente fondamentale, direi. Se il progetto darà risultati positivi, potrà essere mutuato anche in altre aziende sanitarie del Veneto, fa sapere Gerosa, che allarga lo sguardo all'intero comparto sanitario. Dobbiamo restituire dignità economica e sociale alle figure dei professionisti della salute, medici, infermieri, OS, tecnici, perché sono estremamente importanti per riuscire a gestire un sistema sanitario regionale pubblico, equo, solidale, che deve far fronte a un'inversione della piramide sociale, a un invecchiamento importante della popolazione, a una denatalità, e quindi dobbiamo trasferire il paziente da una visione ospedale centrica a una visione territorio centrica, lasciandolo domiciliato. Andare in cerca di personale fuori confine non significa non continuare a indirizzare i giovani italiani ai corsi di infermieristica, ma in Italia ci sono università dove l'offerta supera la domanda e viceversa. E quindi potremmo pensare anche a un transito a livello nazionale di studenti. Il Partito Democratico del Veneto ha presentato una proposta di legge regionale per migliorare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, e in regione il dibattito si infiamma anche in vista del voto sul fine vita previsto a settembre.
Secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le cure palliative sono interventi di sollievo dalla sofferenza che patisce chi è affetto da malattie inguaribili. È il cosiddetto trattamento del dolore, che in Italia è diventato dal 2010 un diritto del cittadino. La sua applicazione in Veneto però ha diversi problemi e, sostiene il Partito Democratico, va migliorata. Da qui una nuova proposta di legge regionale a prima firma di Anna Maria Bigon. Noi non abbiamo assolutamente alcuna normativa che riguarda le cure palliative per perinatali, per cui sarebbe la prima normativa, la prima legge in Italia che le norma, e questa è una cosa fondamentale. L'altro aspetto sono le case di riposo. Noi all'interno delle case di riposo non abbiamo assolutamente le cure palliative. Attualmente i posti letto per le cure palliative negli hospice del Veneto sono 236, ampiamente al di sotto dei 389 previsti come standard minimo da un decreto ministeriale del 2022 e ancora più sotto rispetto ai 424 programmati da una delibera della Giunta regionale nel 2025. Mi aspetto che anche parte della maggioranza o la maggioranza possa convergere sull'opportunità di questo testo sulle cure palliative. La convergenza auspicata da Giovanni Manildo diventa materia ancora più controversa se ci si sposta ad un tema profondamente correlato all'alleviamento delle sofferenze del malato terminale, la legge sul fine vita. Nel gennaio del 2024 il Veneto fu la prima regione italiana a portare in aula una legge sul tema che fu respinta per un solo voto. A settembre il Consiglio affronterà nuovamente la questione e il dibattito è già iniziato. Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, ha definito inaccettabile una legge regionale sul fine vita. Legiferare sul fine vita, ha detto, non può essere la scappatoia per aprire a forme di suicidio medicalmente assistito. Le sue preoccupazioni sul piano inclinato penso che possano essere risolte nel momento in cui una legge nazionale, di cui sollecito e rendo molto importante il fatto che venga fatta, dichiari con chiarezza quali sono le condizioni, quali sono i termini per il fine vita. La posizione di Manildo è simile a quella espressa dal presidente del Consiglio regionale Luca Zaia in una lettera aperta a Monsignor Moraglia. Il suicidio medicalmente assistito è già previsto entro condizioni tassative dalla sentenza numero 242 del 2019 della Corte Costituzionale. In una lettera aperta a Zaia, il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo afferma che invece bisognerebbe procedere unitariamente con una legge nazionale incentrata sulle cure palliative, perché il dovere dello Stato è curare alleviando fin dove possibile la sofferenza e non il sofferente. Nel 2024 il voto contro la legge regionale sul fine vita di Anna Maria Bigon rappresentò un caso all'interno del PD. Oggi il partito si presenta unito. Resta in carcere Andrea Rizzardi Recchi, il 52enne arrestato venerdì scorso con l'accusa dell'omicidio volontario della madre, l'89enne Grazia Rizzardi, uccisa a coltellate nell'abitazione di famiglia. Lo ha deciso il GIP di Verona, convalidando l'arresto al termine dell'udienza che si è tenuta questa mattina nel carcere veronese di Montorio. Il mio assistito, ha detto il suo avvocato Stefano Ederle, è un soggetto problematico con evidenti criticità psichiche. È convinto di aver assecondato la volontà della madre. Ci sono elementi che vanno approfonditi con consulenti psichiatrici. Già nel primo interrogatorio in questura, poche ore dopo il delitto, Andrea Rizzardi Recchi aveva riferito al pubblico ministero di aver esaudito una richiesta della madre, la quale non sarebbe più riuscita a sopportare le sofferenze dovute alle sue condizioni fisiche. Paura questa mattina in centro a Treviso, una donna in completo stato confusionale e paranoide si è barricata in casa. Intervento tempestivo delle forze dell'ordine, di sindaco e vice sindaco che hanno provato a calmarla, evitando gesti estremi. La figura del sindaco è stata una figura rassicurante per questa ragazza e quindi abbiamo semplicemente cominciato un dialogo che ha consentito poi alle forze dell'ordine di intervenire per mettere al sicuro questa persona. È salito all'ultimo piano del palazzo il sindaco, rimanendo dietro la porta insieme a un poliziotto nascosto sotto lo spioncino pronto a intervenire. Barricata in casa nella zona di Sant'Agostino, una donna sui 40 anni gridava e si agitava dal balcone rischiando di far male a se stesso o agli altri. L'allarme poco dopo le 8:30 del mattino, lanciato dalla sorella della donna, la quale l'aveva sentita pochi minuti prima in uno stato di completa paranoia. Sul posto anche il vice sindaco Alessandro Manera, che vedendo per primo
primo la donna fuori dal balcone ha cercato di conversare con lei nel tentativo di calmarla. Immediato l'arrivo dei soccorsi. Non ho fatto niente di straordinario, straordinari invece sono state le forze dell'ordine, il SUEM, i vigili del fuoco, che come sempre sono estremamente professionali, e vorrei aggiungere anche che hanno una giusta sensibilità per adattarsi a tutte le situazioni, comprese quelle un po' più delicate come quella di oggi. Un'operazione lunga ed estenuante. Mentre il sindaco cercava di conversare e calmare la donna, un poliziotto è salito nell'appartamento entrando dalla finestra con la scala posizionata dai vigili del fuoco e mettendo la quarantenne in sicurezza, temendo infatti un rapido degenerare della situazione. La donna, oltre a rifiutare di far entrare in casa sindaco e agenti, continuava a mostrare atteggiamenti paranoidi, terrorizzata dal fatto di essere vittima di un complotto. Una volta calmatasi, nel primo pomeriggio è stata portata in ospedale per intraprendere un percorso di cure. Una notizia dell'ultimo minuto che leggiamo dal sito del Giornale di Vicenza, una tragedia che si è consumata nel pomeriggio in via Venezia, Montecchio Precalcino. Un ragazzo di 19 anni muore in piscina. Secondo le prime informazioni, al momento del dramma il giovane si trovava in acqua con un amico. Immediati i soccorsi da parte dei bagnini e dei responsabili della struttura che hanno cercato di rianimarlo a bordo vasca, ma ogni tentativo è risultato vano, così come l'intervento dell'elicottero del SUEM. Sul luogo della tragedia sono arrivati i carabinieri della compagnia di Thiene per accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto ed è stato avvisato il magistrato di turno. E paura a Bibbione Pineta, dove un bambino di 5 anni perde i braccioli in mare e rischia l'annegamento. Soccorso dai bagnini, dopo mezz'ora di rianimazione con il defibrillatore è stato ricoverato in prognosi riservata. Veramente un fatto molto delicato e sì, voglio dire, neanche da vedere, insomma, determinate cose, ecco. Ai nostri microfoni una delle voci dei testimoni oculari dei drammatici momenti vissuti nelle scorse ore sul litorale di Bibbione Pineta. Un bambino di nazionalità tedesca di soli 5 anni che si trovava in acqua nei pressi del campeggio Il Tridente ha improvvisamente perso i braccioli ed è andato in arresto cardiocircolatorio per annegamento. Ad accorgersi dell'accaduto è stata la madre, che lo ha prontamente tirato fuori dall'acqua portandolo sulla battigia. Lì sono subito accorsi i bagnini della Bibbione Mare insieme ad altri bagnanti. Ho visto il bagnino che è venuto a chiedermi un caffè, subito dopo ha iniziato a correre verso la spiaggia. È stato avvisato da un nostro cliente dicendo che c'era un bambino che stava male e ho visto una marasma di gente avvicinarsi. Ho visto degli ombrelloni come per, diciamo, coprire il luogo dell'accaduto e ho visto l'elicottero atterrare poco dietro l'ombrellone nostro, diciamo. Un elicottero, l'ambulanza, guardia costiera, c'era movimento, sì. Poi sono venuti a dirci, insomma, che un bambino si è sentito male, è stato tirato su dall'acqua. Con la barella li ho visti portarlo verso l'elicottero. Le manovre di primo soccorso e rianimazione, eseguite anche tramite l'ausilio del defibrillatore, sono andate avanti per circa mezz'ora, fino a quando il piccolo ha ripreso le funzioni vitali ed espulso l'acqua inalata. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del SUEM 118 e l'elisoccorso di Treviso. Stabilizzato sul posto, il bambino è stato trasferito d'urgenza in elicottero presso la rianimazione pediatrica dell'ospedale di Padova, dove rimane ricoverato in prognosi riservata. C'era un po' di preoccupazione da parte di tutti. Sono dati tutti una mano, tutti insieme, per cercare di aiutare il bambino. Ho visto anche che c'erano persone che tranquillizzavano la madre. L'ho vista solo alla fine, quando accompagnavano il ragazzo nel soccorso, però mi ha detto che era abbastanza scioccata. A Padova ieri pomeriggio una bimba chiusa in auto, salvata da 3 agenti della polizia penitenziaria fuori servizio, allertati dalla richiesta di aiuto della mamma. Per loro il segretario del SAPPE chiede un encomio. Eravamo a casa di un mio collega, amico, e all'improvviso ci telefonavano a casa e la mamma della bimba, preoccupata, ci faceva presente che la figlia era rimasta chiusa in auto. Sono le 16:30 di domenica quando, in via Armistizio a Padova, arriva questa richiesta d'aiuto. Non ci sono scelte, con le temperature di questi giorni bisogna agire e in fretta, e i 3 colleghi, 3 agenti di polizia penitenziaria, non perdono tempo. La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo chiamato i vigili del fuoco, erano le 16:30 subito. Poi abbiamo fatto una seconda chiamata alle 16:42, abbiamo visto che comunque la bimba stava iniziando a soffrire, avere dei rossori, piangeva.
Siamo intervenuti subito a rompere il vetro dell'auto in modo sicuro che la bimba non si facesse male e mettere in salvo la bimba e far stare tranquilla la mamma, che comunque era molto preoccupata e agitata. È una storia a lieto fine questa. La bambina, circa 3 anni, sta bene e non è dovuta ricorrere nemmeno alle cure del pronto soccorso. La mamma non finisce di ringraziare i 3 baschi azzurri, agenti che, anche se liberi dal servizio, ha sottolineato Giovanni Vona, segretario del SAPE per il Triveneto, non hanno esitato a mettere a disposizione professionalità, equilibrio e coraggio per tutelare la vita delle persone, e questo va riconosciuto. Noi siamo pronti ovviamente con il nostro lavoro che svolgiamo in polizia penitenziaria ad ogni evenienza, ciò che succede tutti i giorni all'interno degli istituti, quindi siamo pronti al tutto. No, non siamo eroi, siamo persone normali come tutti, quindi siamo solo pronti ad ogni evenienza. Si terrà giovedì il funerale di Lorenzo Zucchetto, morto ieri mattina mentre percorreva a cavallo un sentiero in Val Brenta, precipitato cercando di salvare l'animale. Innanzitutto lasci fare le condoglianze da parte mia, dell'amministrazione, di tutta la nostra comunità, i familiari per l'accaduto. Così il sindaco di Val Brenta, Luca Ferrazzoli, all'indomani della tragedia avvenuta domenica mattina nel suo comune a Campolongo, dove Lorenzo Zucchetto, 59 anni tra qualche giorno, è morto durante un giro a cavallo precipitando in un dirupo per salvare l'animale, un volo di 300 metri. Zucchetto, che abita con la moglie e la figlia a Bassano in quartiere Marchesane, stava percorrendo il sentiero che porta a Rubbio assieme a un amico, anch'egli a cavallo, quando la bestia che cavalcava è scivolata su un ghiaione. Fatale per entrambi il suo tentativo di salvarlo, massiccio lo spiegamento di soccorritori, ma non c'è stato nulla da fare, un dramma difficile da spiegare. I trinceroni di Campolongo, diciamo, sono facilmente percorribili, ovviamente come tutte le zone di montagna a debita distanza, ovviamente spesso c'è un dirupo o comunque c'è la valle sottostante, però di per sé sono zone abbastanza pianeggianti, protette da questi, diciamo, reperti storici, quindi, diciamo, c'è stata anche un po' di sorpresa per la dinamica del sinistro e poi ovviamente anche nella dinamica in sé, nel senso che ovviamente a dimostrazione dell'amore che c'era per questo animale, questo tentativo di recupero come è stato fatale, quindi diciamo lascia ancora più l'amaro in bocca. Zucchetto era in pensione da 2 mesi, aveva lavorato per anni da un gommista di Marchesane, sotto shock per l'accaduto, visto il legame che si era creato nel tempo tra i due, di profonda fiducia, stima professionale e amicizia. Il funerale è stato fissato per giovedì prossimo alle 10 nella chiesa di Marchesane e intanto sono tanti sui social i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Zucchetto, per la sua gentilezza, la sua grande sensibilità, resa ancor più unica da questa passione enorme per i cavalli che l'ha accompagnato fino alla fine. Paura e rabbia a Spinea, dove una famiglia ha subito 2 furti in meno di 2 settimane. I ladri, ripresi dalle telecamere, tornano e rubano anche le chiavi nuove. Eccoli i ladri entrare nella casa di Via Fermi a Spinea quando i proprietari sono via. Sono in 2. Uno è armato di spranga, indossa un cappellino nero ed è a volto scoperto. L'altro impugna un coltello e usa un fazzoletto per coprirsi la faccia, mentre in velocità si dirige verso la telecamera che li sta riprendendo per staccarne i cavi. È sabato 1 agosto, pieno giorno, sono le 16:33. La scena vista in diretta dalla famiglia depredata, la famiglia Scurto. Uno dei figli, Dan, aveva installato la telecamera di sicurezza proprio dopo un primo furto, subito lo scorso 17 luglio, tra le 23:30 e la mezzanotte. La telecamera era qua sopra, messa là, comunque loro sono saliti, l'hanno presa, l'hanno subito rotta, cioè si vede dal video comunque che ha registrato la telecamera. Hanno preso la Play che era qua, gli orologi, avevo una collezione di orologi, di 10 orologi, di 200 euro l'uno, ma comunque telefoni, c'era un telefono nuovo, cioè hanno preso le collanine, hanno svuotato tutte quante le scatoline, anche quelle più piccole. Hanno veramente aperto tutto, cioè c'era la casa disastrata, cassetti rotti,
tutto suo quadro, praticamente la casa era tutta in suo quadro. Ingente è il bottino con cui i malviventi sono fuggiti, quantificabile in alcune decine di migliaia di euro. Tra gli oggetti rubati anche la PlayStation. La preoccupazione ora è altissima, soprattutto per il furto del secondo mazzo di chiavi. Si tratta del mazzo nuovo, acquistato dopo aver cambiato la serratura della porta blindata in seguito al primo raid di meno di 2 settimane fa. La mia supposizione è che sicuramente mi stavano aspettando, sicuramente sapevano che io dovevo uscire da casa, perché veramente il tempo è stato il tempo di salire, penso scassinare la finestra e entrare in casa. Ancora ben visibile l'impronta della scarpa di uno dei 2 criminali. È stata lasciata sul poggiolo della finestra del 3° piano del vano scale. L'antaribalta è stata completamente scardinata. Da lì i ladri sono saltati sul balcone al 4° piano, rimasto aperto per permettere al gattino di entrare e uscire da casa. Segni lasciati probabilmente dal ladro a volto scoperto. L'uomo infatti teneva in mano una spranga in metallo, poi abbandonato durante la fuga. Le sue impronte digitali sono ora al vaglio degli inquirenti. Adesso sono arrivati i carabinieri dicendo che ci sono delle novità che ancora non abbiamo parlato. Speriamo bene, speriamo che ci siano buone novità, che si scopri chi siano questi malviventi, comunque queste persone anche da tenere occhio, comunque, nel senso è che giustamente tu dici per la privacy non si potrebbe far vedere chi sono, ma io farei una foto a loro, li metterei con un cartellone in piazza, direi attenzione questi sono ladri, cioè se avessi la loro faccia direi attenzione questi sono ladri, state attenti. E adesso la storia dell'imprenditore orafo bassanese Giancarlo Carollo, scappato dal Bahrain sotto le bombe degli iraniani. Che ci sono dei bombardamenti proprio dove sono io e quindi si sentivano questi droni, si sentivano queste bombe che cadevano, tra l'altro non molto lontano dove risiedevo io nel mio albergo. L'imprenditore orafo bassanese Giancarlo Carollo, con una 40ennale esperienza internazionale, ha lasciato precipitosamente il Bahrain poche ore prima che Donald Trump annunciasse la sospensione dei bombardamenti contro l'Iran. Dopo un incontro al massimo livello con imprenditori e ricchi clienti del Bahrain, il 74enne uomo d'affari bassanese che si trovava nel Golfo da un paio di settimane per lavoro, dopo una notte di bombardamenti, constatando che la tensione militare era di nuovo esplosa ai massimi livelli, ha deciso di partire. Una scelta dettata dalla prudenza maturata mentre lo spazio aereo e gli equilibri dell'area restavano appesi all'evoluzione della crisi e delle decisioni dell'imprevedibile presidente Trump. Quinta flotta americana e tutte queste bombe erano destinate prevalentemente a loro, anche se sono state colpite delle aree che proprio non c'entrava niente con loro. Tra l'altro c'è stato un hotel che è stato colpito, c'è stata una grande azienda di distribuzione importantissima, non faccio i nomi per non fare pubblicità, che è stata praticamente rasa al suolo e quindi meno male che poi il giorno venerdì scorso non sono partito e alle 3 di notte ero tranquillo, pacifico. Arriva un segnale forte sul telefonino, arriva a tutti, anche io ho un telefonino italiano, sentivo questo suono, quindi cosa faccio io? Dove vado? Dove vai? Un bunker dove? A 2 giorni dalla frana di Auronzo, sopralluogo di regione e provincia, l'emergenza è passata, ma si temono nuove colate di detriti. Alle nostre spalle la frana, i rumori sono quelli delle macchine che stanno lavorando. La situazione com'è, Sindaco? Allora, in questo momento stiamo mettendo in sicurezza il lembo di frana che insiste alle case di alcuni residenti in Zoco. La paura a Ligonto, frazione di Auronzo di Cadore, era scattata sabato alle 22 quando in pochi minuti la frana è arrivata a ridosso dell'abitato. 35 le famiglie evacuate. Per fortuna l'emergenza si è risolta nel giro di una sola notte.
Abbiamo ospitato durante lo sfollamento, diciamo, delle famiglie durante la notte del 1° agosto, le abbiamo ospitate un po' di famiglie all'interno della palestra comunale, altri hanno trovato ospitalità presso amici, parenti o conoscenti, quindi la situazione poi è rientrata la mattina successiva in cui abbiamo preso coscienza dell'evento franoso e di fatto abbiamo visto che il pericolo, insomma, è limitato solo a queste 2 case qui. Ora la preoccupazione è che possano esserci altri eventi franosi e a questo scopo ci si sta adoperando per creare una sorta di via di scorrimento ad eventuali altri detriti che dovessero scendere a valle. Stiamo operando per, in caso di nuovo evento meteo avverso, la frana verrà convogliata alle mie spalle, verrà dirottata verso il pianoro che c'è al lato sinistro e quindi avrà modo di essere sfogata lungo il prato, non verso le abitazioni. Rimane per il momento, per una 50ina di casi, il divieto di utilizzare l'acqua che non è ancora tornata ad essere potabile e che è sostituita dal rifornimento offerto da apposite autobotti. Oggi Giancarlo Gentilini avrebbe compiuto 97 anni, tanti gli auguri, via social arrivati lo sceriffo e poi l'immancabile brindisi alla trattoria Due Mori con il sindaco Conte. Auguri ragazzi, auguri Giancarlo! Oggi sarebbero stati 97, sempre qui con noi. Evviva, sempre presente. 3 agosto Giancarlo Gentilini avrebbe festeggiato 97 anni, nel giorno del suo compleanno un brindisi con il sindaco Mario Conte e dove se non i Due Mori. Qui era facile incrociarlo con gli amici e colleghi o con i suoi cittadini. È tra questi tavolini che dopo la sconfitta alle amministrative del 2013 aveva creato il suo quartier generale con vista su Casugana, aveva assicurato che avrebbe continuato a vegliare sulla città ed è sempre qui che aveva l'abitudine di festeggiare i compleanni. Diventa quindi inevitabile in questa giornata non riportare alla mente tanti ricordi legati a lui da chi lo conosceva molto bene. È stato un grande, come siamo stanchi di dirlo ormai, ha lasciato sicuramente tanta umanità, la sua esperienza, la sua gentilezza e soprattutto il suo cuore per la città. Manca molto. Manca molto anche perché sono nato con lui e dove abitava, quindi mi ha visto crescere. Che ricordo ha? Che chiudeva le buche del condominio sabato e domenica in pantaloncino corto. E in queste ore davvero numerosi post di auguri sui social per lo sceriffo, dai semplici cittadini a chi ha condiviso un percorso di vita e politico stando sempre a suo fianco, come gli amici di sempre Giuseppe Basso e Sandro Zampese. È più di un anno che ha spiccato il volo nel regno dei giusti, eppure è qui nei momenti importanti, attraverso i suoi 1000 insegnamenti che ci tornano in mente ogni giorno. Le persone così non se ne vanno davvero, le parole su Facebook di Basso. Oggi Giancarlo Gentilini avrebbe compiuto 97 anni e come tradizione avremmo festeggiato il suo compleanno ai Due Mori. Caro grande sindaco, ti ricordiamo con immenso affetto, ci manchi tanto. Il ricordo invece dell'assessore ai lavori pubblici Zampese e poi gli auguri del sindaco Conte. Lo ricordiamo sempre con tanto affetto, il nostro sindaco per sempre, frase accompagnato dalla foto dello sceriffo durante il suo ultimo consiglio comunale, con le lacrime e il pensiero rivolto ai giovani. E ancora gli auguri del vice sindaco Manera in una foto a Casugana al fianco di e ancora il lungo post di Federico Caner. Per me è stato molto più di un amministratore, è stato un amico, un maestro di vita, un esempio di come si possa servire la propria comunità con passione, determinazione e autenticità. Ciao Giancarlo, tanti auguri, buon compleanno ovunque tu sia. Ciao, ciao. Manca Gentilini, manca. Tanto, veramente. Comunque siamo qua per ricordarlo. La cantante attrice Jennifer Lopez in vacanza a Venezia, per lei il classico giro in gondola che ha immortalato in una stories sui social mentre imita Madonna che canta Like a Virgin prima di cenare al ristorante da Ivo. Con queste immagini chiudiamo questa nostra edizione del telegiornale, vi lascio ora alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.